Cambio di guardia alla Guardia di Finanza di Agrigento, Rocco Lopane lascia il comando provinciale, gli subentra Edoardo Moro, presente al passaggio di testimone anche Cosimo Di Gesù, comandante regionale della Divisione Sicilia. Intanto saluto la città con dispiacere, è una terra bellissima, una terra ricca di cultura, di brava gente, di gente per bene. Non so dirvi qual è l'operazione a cui sono più legato. Abbiamo spaziato dal contrasto al lavoro nero, all'immigrazione clandestina, alle infiltrazioni della mafia nelle attività economiche, ai sequestri dei patrimoni, al controllo dei fondi del PNRR. In questo momento siamo particolarmente attenti alla verifica dei crediti d'imposta, forma di finanziamento innovativa che viene finanziata in larga parte con i proventi che ci arrivano dalla comunità europea, dall'Unione Europea. Lo facciamo per il bene di questa terra. Ci sono operatori onesti, come dicevo, a cui noi siamo legati, a cui dobbiamo la nostra opera. Abbiamo cercato di farlo nel miglior dei modi possibili in un momento assai difficile, il momento della ripresa delle attività economiche dopo il Covid. Da un lato c'era la necessità di garantire la ripresa, di lasciare spazio alla libera iniziativa imprenditoriale, di non intralciare anche con le nostre attività di controllo operatori che avevano subito gli effetti negativi della pandemia. Dall'altro c'era il dovere di evitare che le risorse che lo Stato aveva messo in campo finissero nelle mani sbagliate, accentuando il danno all'economia anziché attenuarlo. Non so dire se ci siamo riusciti, se siamo stati bravi, posso dirvi che tutto ciò che potevamo fare l'abbiamo fatto con serietà, con onestà morale ma soprattutto intellettuale. Ho detto nel mio discorso di saluto ai colleghi, era un momento storico in cui non potevamo sbagliare obiettivo, non lo possiamo fare mai, ma in questo momento era ancora più delicato. Colpire con un nostro controllo la persona sbagliata, la persona onesta tra 100 disoneste sarebbe stato un fallimento per noi, per l'amministrazione, per la società. Credo che non l'abbiamo fatto, abbiamo fatto sempre interventi mirati, in sinergia con le forze di polizia, in accordo con le procure della Repubblica, le agenzie fiscali, soprattutto traguardando un obiettivo concreto di recupero effettivo, di sequestro che portassero bene allo Stato a tutela del documento economico che aveva subito. Accanto a questa esperienza professionale lascio una bellissima terra, una terra che potrò finalmente visitare da turista, passeggiare per l'estate lontano dal ruolo istituzionale che spesso ci porta ad avere, diciamo così, atteggiamenti più accorti, come è giusto che sia. Un grazie a tutto, un bocca al lupo a questa terra bellissima per la prossima esperienza della città della cultura, e un grazie a voi tutti per l'attenzione, la simpatia e l'affetto che avete dimostrato nei miei confronti. Comandante, con quale spirito viene ad Agrigento nominata Capitale della Cultura 2025? È una provincia difficile anche per il settore dell'immigrazione, che è Lampedusa. Sicuramente è una sfida importantissima, però arrivo con la serenità, innanzitutto di raccogliere un testimone importante di un lavoro proficuo che ha fatto il mio predecessore, il colonnello Rocco Lopane, a cui sono legato da un rapporto di affetto e di stima che va lontano negli anni. Poi sono certo che abbiamo risorse preziose e dedicate e che sanno fare il proprio mestiere, quindi continueremo in questo sforzo, porterò la mia professionalità da comandante che ha percorso varie esperienze professionali un po' su tutto il territorio nazionale, quindi da questo punto di vista mi sento di poter dare un contributo, ma sempre per perseguire obiettivi di giustizia sociale e fiscale. Quindi l'immigrazione clandestina resta un grande fenomeno emergenziale che ovviamente attrae risorse importanti, perché ovviamente è necessario perseguire chi sfrutta questo fenomeno, ma altrettanto necessario salvaguardare le vite umane, e quindi con i nostri dispositivi a Lampedusa, ma anche qui sul nostro territorio, ci siamo assieme a tutte le altre consorelle forze di polizia. Ma poi rimane il presidio che la Guardia di Finanza per obiettivo strategico deve raggiungere, cioè quello della legalità economico-finanziaria, e quindi su questo il testimone è importante, pesante, e siamo pronti per questa staffetta. E quindi vi dico, arrivo con grande serenità, e poi in queste 48 ore di presenza
sulla città di Agrigento, quello che ho colto è l'accoglienza dei cittadini, oltre che delle istituzioni che mi hanno fatto sentire già a casa, no? Il signor prefetto e il signor questore mi hanno accolto come un fratello. Ma dico, già trascorrendo qualche serata sulle vie del centro, così animato, così accogliente, lanciano un ulteriore messaggio di rassicurazione, quindi da questo punto di vista ci siamo, continueremo il nostro impegno con serietà, rigore e attenzione alla cittadinanza. So che il tessuto è sano, e il nostro compito è impedire le infiltrazioni della criminalità e impedire che chi è fuori dalle regole continui a rappresentare una concorrenza sleale, quindi riporteremo con i nostri sforzi a unità di intenti questo tipo di sforzo appunto verso una legalità economico-finanziaria che significa giustizia sociale sostanzialmente. Quando è arrivata l'incarico a Agrigento c'è stata una raccomandazione di qualche suo collega? No, raccomandazione no, ma io scherzavo sempre sono figlio di un appuntato della Guardia di Finanza e la mia prima esperienza l'ho fatta in Lombardia. Quando sono stato trasferito in Lombardia raccontai di andare a Caltagirone, ma era soltanto uno scherzo, perché nell'immaginario del giovane ufficiale la Sicilia rappresenta una terra di frontiera, perché lo è sia geograficamente, come mi insegnate voi che siete del posto, ma soprattutto anche sul piano dello sforzo operativo per assicurare quello che magari nel nord Italia la ricchezza ha fatto raggiungere prima. Qui le difficoltà economiche si fanno sentire e quindi sicuramente c'è necessità da parte delle istituzioni di essere più presenti. E poi è arrivato effettivamente questo incarico in Sicilia, è arrivato dopo quasi 20 anni e quindi devo dire quasi me lo aspettavo. Per me poi io sono un amante del mondo e quindi mi potevano anche assegnare fuori dall'Italia, nel senso accetto sempre tutte le sfide, sono orgoglioso di far parte della nostra bellissima Italia in tutte le sue sfaccettature, l'ho conosciuta e ho sfatato tanti miti negativi che invece si raccontano quando si è al nord, no? Di che cos'è il sud, al di là che sono un pugliese e quindi vengo da queste terre, però la sfida mi lusinga e sicuramente insomma, troverò il sostegno della cittadinanza onesta che sentirò alle mie spalle per promuovere questa azione di legalità che vi ho detto. Grazie.